Hang up and try again. Eccoci qui, allora ospite d'onore oggi qui a Outcorn, Ezio Greggio. Ciao Ezio, come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene, bene. Ti vedo già in posizione però, eh? Vedo il poster del Festival della Commedia di Vedi? Monte Carlo, sei già So- lì, come vanno i preparativi? sono messo lì così, ma molto bene direi, veramente molto bene. Come potrai ben immaginare, conoscendo a fondo il nostro ambiente, se c'è un periodo complicato per organizzare una manifestazione e un festival di cinema con il pubblico, certamente è questo periodo. Da, da- da- da più di un anno a questa parte le problematiche causate da sto maledetto virus hanno colpito anche noi. Però devo dire con grande determinazione, come ricorderai, lo scorso anno siamo Siete stati gli riusciti, ultimi poi, gli ultimi perché poi eh, è chiuso di nuovo, no? e poi hanno di nuovo chiuso, quindi a ottobre siamo riusciti tra i pochi, credo Sì, poche sì. unità che hanno realizzato un festival con il pubblico e quest'anno lo rifacciamo. L'anno scorso fortunatamente è andato tutto bene perché siamo riusciti a farlo, come ti dicevo, con la partecipazione sia degli ospiti, dei VIP, degli attori, registi, insomma tutti quelli che sono venuti, sia quella del pubblico. E sai, anche con la mascherina, ma vedere la gente che aveva il coraggio di venire al cinema, controllando la temperatura, facendo il distanziamento in sala, facendo il distanziamento, come ricorderai, anche sul palco, perché abbiamo dovuto, Senza toccare i premi, senza toccare i senza toccare i premi arrivavano su un carrello tolti da una persona con i guanti messi sul carrello, il carrello arrivava e solo il premiato se lo poteva portare e prendere. Quindi insomma è stata una grande impresa. Abbiamo iniziato praticamente finita l'edizione 17 e abbiamo iniziato a lavorare per la 18 per cominciare a anticipare, perché l'anno scorso abbiamo fatto tre Eh sì, tre tentative. tentativi, il primo era aprile e ovviamente era impossibile. Poi siamo andati a luglio, alla fine ottobre nella finestrella che si era aperta, ce l'avevamo fatta. Quest'anno la situazione fortunatamente è leggermente migliore, non dico molto migliore, ma insomma leggermente migliore, i contagi sono molto meno. Qui a Monte Carlo hanno vaccinato quasi tutti e ovviamente manterremo le stesse norme di prima, cioè la gente verrà, dovrà indossare la mascherina e ci sarà il controllo della temperatura, insomma tutte queste cose tecniche, però ti posso dire chi se ne frega, viva il cinema, viva il coraggio di chi come noi organizza un evento come questo e quello del pubblico che non vede l'ora di poter uscire e il cinema in particolare da un sondaggio che abbiamo fatto è una delle voci che mancano maggiormente assieme al fatto proprio di uscire in generale, di andare in un ristorante, eccetera. Ma il cinema, il teatro, i concerti sono una mancanza enorme per il pubblico. La E gente quindi ne sono molto felice. Senti, avete già però Ezio calato un paio di assi. Il primo era Raul Bova come presidente e il secondo che è arrivato da poco è Chaz Palminteri, grandissimo americano, già con Woody Allen, con De Niro, che abbiamo visto direttamente Esatto. in Family. Guarda, Raul è un amico di sempre e quindi credo che sia oltre che un ottimo attore, un personaggio perfetto per fare il presidente di giuria. Credo che sia la prima volta che farà il presidente di una giuria di un concorso cinematografico, perché se guardi la sua carriera, oltre che italiana, americana, ha lavorato in film spagnoli, insomma, conosce le lingue ed è bravissimo anche in quello. Oltre al fascino indubbio che ha, è un attore in un modo o nell'altro, deve avere un suo fascino personale per convincere del ruolo che deve interpretare, sul ruolo che deve interpretare, ma poi è soprattutto un attore che ha dimostrato di poter passare da genere drammatico alla commedia con grande gradevolezza e con grande capacità professionale. E sai, quando devi vedere film come quest'anno che arrivano da Stati Uniti, Finlandia, Perù, Israele,
oltre che i paesi tradizionali, Spagna, eccetera. Devi comunque avere un po' conoscenza del cinema internazionale, oltre che amare il cinema personalmente, ma lui, avendo girato molto, ha lavorato con tante tipologie di produzioni, credo sia in grado di avere un occhio molto disincantato e allo stesso tempo in grado di apprezzare il lavoro di colleghi che ci proporranno appunto delle commedie. E Charles Palminteri è un grande successo, ti assicuro. So che tanti colleghi italiani e non che fanno manifestazioni ci avevano provato a invitarlo in varie occasioni. Insomma, è uno abbastanza schivo, Sì. molto concentrato non solo sul cinema ma sul teatro, che sai fu la sua origine e che lo fece scoprire da De Niro, che poi gli offrì, proprio ispirandosi a uno dei suoi... Esatto. E E poi quindi ti ricordi che lui fece anche quel film con John Landis, anche fece Oscar. assolutamente John sì, Landis. assolutamente sì. Lavorò anche con Landis, con Woody Allen, come hai detto tu. Sì. E, e poi insomma ha una faccia pazzesca, insomma, che racconta esattamente la tipologia di film che lui ha fatto. Io l'ho visto anche recentemente, è indubbio che insomma gli anni passano per tutti, però lui con quel volto è sempre Chaz, è sempre il Chaz che conosciamo, che ti appassiona quando lo vedi sullo schermo, che ha una capacità poi di raccontare i suoi personaggi e un modo di convincerti assoluto, che non sempre tutti gli attori riescono a fare. Tante volte anche grandi attori li vedi in certi ruoli che scricchiolano un pochettino. Chaz sicuramente non è uno di quelli. Carmelo, se vogliamo chiamarlo con il nome originario, Esatto. Calogero, Calogero è il suo nome originale, delle sue origini italiane, siciliane se non erro. E quindi insomma verrà e per noi sarà un grande onore, sarà con noi tutta la settimana. E poi verrà E premiato, no? voglio dire una piccola chicca in anteprima. Verrà Vai. premiato, lo premiamo con il Legend Award che abbiamo dato solo a 5 personaggi nel passato, l'abbiamo dato a Landis, Costa Gavras, Vallelonga, l'abbiamo dato alle Lelouch e a Kusturica. E quindi credo sia un premio meritatissimo per la sua carriera, non solo di attore, ma come sai anche come regista ha fatto 4-5 film, Sì. è stato produttore di molte cose e sceneggiatore di molti film, quindi è un artista poliedrico a tutto tondo con grandi capacità. E poi ho una bella notizia che ti Vai. dimostra il clima che abbiamo al Monte Carlo Film Festival e te la do in anteprima. Come ricorderai, l'anno scorso è stato da noi Nick Vallelonga ed è stato il Come no? presidente di giuria, ha raccontato aneddoti di Green Book, ma non solo di quello, insomma, tante cose che hanno a che fare con il mondo del cinema dove lui è immerso da sempre. E se n'è andato, devo dire, commosso dall'affetto che ha trovato qui a Monte Carlo, non solo dagli organizzatori, ma dalla gente. C'era il suo faccione appeso da tutte le parti, la gente lo fermava, poi l'avevano cominciato a vedere anche sulle televisioni locali, giornali, radio, e quindi era andato via veramente entusiasta del festival. Morale della favola, Nick Vallelonga quest'anno ritorna e sarà il presidente onorario di questa edizione, proprio perché ci sentiamo spessissimo con lui e mi ha detto I would like to come back. Of course, anytime. Quindi pensa che farò la conferenza stampa, poi ti dirò gli altri membri della giuria, il 1° giugno qui al Fairmont a Monte Carlo, e avrò Raul Bova, che sarà presidente di giuria, gli altri giurati che fra poco ti racconto, e poi da una parte Charles Palminteri, dall'altra Nick Vallelonga. Diciamo che sei a Per posto. cui sarà un momento che farò immortalare. Esatto. Senti Ezio, là dietro c'è Devo dire, poi sai, in passato, sì, no, scusa, c'è ecco, il poster dove c'è un 18, ma in realtà l'idea originale compie 20 anni quest'anno, no Ezio? compie 20 anni, perché la prima edizione, hai detto bene, è iniziata nel 2001, anno tragico per i fatti accaduti negli Stati Uniti, e, però
ormai eravamo in piena organizzazione in quell'anno, chiamai Mario Olovidi perché fossero a Roma e gli dissi: che facciamo? Io gli dissi: guarda, io vorrei, facciamolo, lanciamo un messaggio di positività. E lui subito mi disse: se mi avessi detto di no avrei detto di sì. E quindi Mario Monicelli Molteni, non si è sentito. sposò immediatamente il fatto e venne e disse: no, no, io dico, ma tu devi venire però, perché la prima edizione, a parte che ti devo premiare, ma poi dico tu sei il presidente della manifestazione. E lui dice: no, no, vengo, vengo, vengo. Venne e fece anche un bel discorso, mi ricordo, quella sera era tutto impinguinato col papillon, bello come il sole, come era Mario, e fece un bellissimo discorso. Lui e tutti noi, ci fu un grande abbraccio che partì da Monte Carlo verso il mondo, verso gli Stati Uniti in particolare. E da lì man mano la manifestazione è cresciuta. Abbiamo avuto un paio d'anni di stop per problemi economico-tecnici, organizzativi, perché purtroppo, sai, questi festival, il nostro non è un festival che ha contributi pubblici, ha un aiuto da parte del principe Alberto, che ci è sempre stato vicino. Il primo fu il papà Ranieri e Alberto vennero alla prima edizione, mi ricordo vennero, e Ranieri fu veramente gentile e carino come sempre con me quando mi incontrava. E per cui da allora non abbiamo mai smesso È e come cresciuto ti dicevo, tantissimo però Ezio, è no? cresciuto tantissimo, e mancando, sai, contributi pubblici quando vuoi fare una manifestazione, sai, è facile fare alle volte grandi festival quando dietro hai lo Stato Certo. o altri enti che ti danno i mezzi. Noi i mezzi, se non li troviamo, dobbiamo metterli, ma insomma non è il caso. Queste manifestazioni vanno fatte, c'è dietro una mia società, la società ha collaboratori e quindi deve stare in piedi con i mezzi che trova. Certo. E, Tra l'altro noi e quindi sosteniamo anche che dovrebbe esserci una versione anche italiana, Ezio, un giorno o l'altro poi fare un gemellaggio. la faremo. Allora dovremo andare a bussare alle porte di qualche sindaco, di Eh sì, qualche qualche presidente di comune. regione, del ministero, e perché no, sarebbe bello trovare una città meritevole e portare lì un festival come il nostro che ti assicuro tutto l'anno qui a Monte Carlo, ma anche quando sono in Francia o in Italia, visto che qui il pubblico viene un po' dappertutto, alle volte in base ai nomi che abbiamo, c'è gente che arriva dall'Inghilterra, dalla Spagna, prendono gli aerei, vengono, prenotano e partecipano alla manifestazione. E quindi quest'anno, ad esempio, per Raul Bova so che ci sarà un movimento notevole Immagino. di ragazze che vorranno venire a incontrarlo, e lui sarà con noi tutta la settimana, vedrà tutti i film in sala, per cui avranno modo di salutarlo e di fare anche qualche scatto con lui. Quindi insomma, devo dire, l'impegno è veramente notevole, quello che ci mettiamo, quello che mettiamo nei confronti di questa manifestazione, che, sai, dedica solo, tra l'altro, lo spazio alla commedia. E per trovare commedie noi iniziamo dal giorno dopo che finisce la manifestazione e cominciamo la grande ricerca. Quindi monitoriamo i film che sono in pre-produzione, in produzione, in edizione, e cominciamo a riceverli. Esatto. Ne arrivano una marea. Poi tu sai che abbiamo aperto anche ai corti con Sì, Film Freeway, e arrivano anche lì delle sorprese fantastiche. Quindi siamo felici di dare una mano anche a tanti ragazzi, a tanti attori debuttanti, registi, produttori che dai corti cercano la loro strada, e noi cerchiamo di dare loro visibilità e di creare occasioni di inizio lavoro, diciamo così. esatto. Tra l'altro io una delle commedie più belle, a parte Il ladro di Cardellini, bellissimo, l'ho vista lì, che era The Comeback Trail con De Niro e Tommy Lee Jones, bellissimo, che sto aspettando. Beh, sì, sì, Ho visto che l'anno scorso. l'ha preso la Sì, Eagle. sì, esatto, esatto. Adesso usciranno. Guarda, noi abbiamo sempre avuto grande fiuto. Se pensi che 3 o 4 dei nostri film presentati un anno prima sono diventati poi la miglior commedia europea agli Oscar europei della commedia. Quindi ehm, è proprio la capacità del nostro gruppo, tutti noi, il gruppo diciamo portante del festival, oltre ai nostri ricercatori e selezionatori,
si guardano attorno, quindi sentiamo amici che abbiamo un po' in tutti i paesi, riceviamo le segnalazioni. L'anno scorso ci segnalarono appunto la possibilità di fare questa fantastica anteprima e quindi attraverso appunto queste segnalazioni alle volte riesci addirittura a fare una commedia come quella fatta lo scorso anno in maniera magistrale da De Niro e da Tommy Lee Jones, che come dicevi forse Eagle distribuirà a breve. Sì, esatto. Senti, per chiudere, Ezio, facciamo il punto sulla giuria invece, perché Raoul Bova poi avrà la sua giuria, no? Ma guarda, abbiamo una giuria, devo dire, veramente ben assortita, perché c'è il nostro comune amico Sesti, grande critico, grande giornalista, poi abbiamo una rivelazione del cinema italiano che è Giacomo Ferrara, Bravissimo, e Suburra, quindi Spadini. Subur, esatto. E, poi abbiamo un altro bel colpo che nasce dai rapporti che abbiamo un po' in tutti i paesi, e sarà Mario Della Rosa, uno dei protagonisti della Casa de Papel, la casa di carta, e poi a fianco di Raoul Bova una numero uno del cinema francese che è Sara Forestier, che ha vinto 2 premi César, Bravissimo. una carriera in ascesa meravigliosa, e ci onora appunto che stia lì con noi. Quindi vedi da un po' da quello che ti ho raccontato, insomma è un festival che viene fatto parlando di commedia, genere sempre fino a tanti anni fa, adesso non più snobbato da altri festival, ormai la commedia sta dappertutto, ma che ha invece una grande nobiltà, oltre che un grande amore da parte del pubblico, e nel caso del nostro festival ha anche una grande qualità tra i partecipanti, perché se pensi che appunto avremo un doppio premio César, un doppio Oscar, premi Golden Globe, insomma, quindi eh, credo che sarà veramente una bella manifestazione, e poi avremo tanti premiati. Ti cito una premiata perché alla quale sono molto affezionato e la adoro fin dagli inizi della sua carriera, che è Michela Ramazzotti, che sarà con noi, e quindi sono veramente contento che venga e senta l'applauso del pubblico di Monte Carlo e zone limitrofe. Esatto, ma anche perché comunque, scusa, Ezio, rimane un unicum Monte Carlo, perché alla fine la commedia, sì, tu dicevi in questi anni è cambiato tanto, è stata sdoganata anche dei premi, però un festival della commedia rimane ancora il tuo un unicum assoluto. Assolutamente, assolutamente. Siamo un pezzo unico e sono felice di aver fatto questa battaglia con Mario all'inizio, andando a festival come quello di Venezia, dove portai a Müller e Croff il tapiro dicendo dovete fare commedie, dovete fare commedie. E Müller, poi ti ricordi, lo disse anche in un'intervista, quando cominciarono a inserire commedie, credo anche in un'edizione andò Tarantino e parlò della commedia italiana e disse la colpa è di Greggio, che ci ha dato il martirio finché, portandoci i tapiri finché non abbiamo aperto. Ma poi tutti i festival, insomma la commedia è arrivata agli Oscar, ha vinto, per me è una grande soddisfazione, quindi ci sono premi italiani che hanno aperto la sezione commedia. Sai, non era facile perché è sempre stata considerata un genere di serie B, e invece è una serie A fantastica, perché poi se tu guardi bene, soprattutto nella storia della commedia italiana, le fotografie più intense di un periodo storico, politico, sociale, economico di un paese, le raccontiamo noi che facciamo la commedia. Io ho girato Lockdown all'italiana, questo piccolo grande film con Enrico, l'abbiamo fatto in pochi giorni perché gli esercenti stavano veramente tribulando, sai, i grandi film non venivano fatti uscire, le sale in autunno avevano fortunatamente riaperto prima della follia di richiuderle di nuovo, una cazzata totale, scusa se ho detto totale, ma la verità è che abbiamo raccontato una storia che ha fatto una Polaroid, un'istantanea precisa di un momento che fra 3 anni non te lo ricorderai così. E come hanno fatto tutti i grandi Monicelli, Scola, tutti i grandi registi italiani che hanno fatto Steno, la commedia,
hanno saputo raccontare il momento che stavano vivendo o un momento che avevano vissuto poco prima e che automaticamente è diventato poi un libro, un volume da mettere nella biblioteca e che rimarrà per sempre nella storia del cinema, ma soprattutto nella memoria storica di chi ha potuto raccontare quel momento particolare. Ne cito uno fra tutti, insomma, la Grande Guerra, per citarne uno, insomma, ma lo stesso Il Sorpasso, voglio dire, Risi, tutti quelli che hanno fatto un'opera, devo dire, meritoria, perché hanno raccontato la storia del nostro paese. Esatto, solo Dino Risi meriterebbe un festival a parte. Tra l'altro, Assolutamente sì. io ricordo un grandissimo che venne l'anno scorso a Monte Carlo, Patrice Leconte, che durante l'intervista poi citò, disse: "Ma i miei maestri sono i grandi maestri della commedia all'italiana", no? Cioè, Patrice fantastico, fantastico. E poi un gentiluomo. è stato anche commovente, si ricordi, perché disse: a me non mi ha mai premiato nessuno. Un regista del genere, poi. E fu meraviglioso. Cioè io mi chiedo, vedi, questo ti dimostra, userò un termine forse eccessivo, ma il razzismo di un certo tipo Sì, di pregiudizio. cinema e di pregiudizio, esatto, di una certa tipologia di cineasti nei confronti di chi riesce a far sorridere. È inutile che stiamo lì a raccontarcela. Tra il dramma e il sorriso, tra il dramma e la commedia è molto più difficile. Scrivere un film drammatico, potrei inventare adesso, voglio dire in maniera banale, una storia che sta in piedi e che ti fa piangere e che ti porta alla commozione. La risata non è mai scontata, è complicata, perché una storia drammatica che tu racconti in Italia funziona anche se la vedi in Corea, funziona anche se la vedi in Sud America o in Alaska. Una commedia gioca il sorriso, l'ironia, la satira, giocano su meccanismi molto più difficili, molto più complicati. E quindi credo che sia il genere in assoluto più difficile da realizzare ed è il motivo per il quale noi selezioniamo al Monte Carlo Film Festival alla fine 10 o 12 commedie, ma ne diamo 80-90 durante tutto il periodo. Quindi eh, per raccontare proprio in maniera eterogenea fenomeni che accadono nei paesi che poi partecipano alla nostra manifestazione. Esatto. Allora, ci vediamo a Monte Carlo, Ezio. Ci vediamo a Monte Carlo, con grande piacere di nuovo di avere Hotcore con noi e faremo grandi interviste, grandi dirette. Grazie di esserci ancora vicino. Viva la commedia, viva Hotcore! Sempre. Grazie mille, Ezio. Ciao, a presto. Ciao.